Grazie al progetto Jesolo Spiaggia Etica si è tenuta il 20 giugno presso lo stabilimento balneare Oro Beach di Jesolo la cerimonia di donazione di 10 chairs job alla Jesolo Turismo SpA, che integrano le 23 sedie già presenti lungo il litorale. Le nuove sedie sono state presentate nel corso della manifestazione alla presenza del presidente della regione del Veneto Luca Zaia, l'assessore del comune di Jesolo Otello Bergamo, il presidente dell'AIA Massimiliano Schiavon e il presidente della Fondazione Terra d'Acqua Paolo Rizzante. Il progetto Jesolo Spiaggia Etica ha come obiettivo rendere la spiaggia di Jesolo un luogo sicuro e adatto a tutte le esigenze, turistiche o meno. Progetto che nasce 3 anni fa e che si è sviluppato attraverso la collaborazione di albergatori che sempre in numero crescente si sono aggiunti, diciamo, ai primi pionieri. È chiaro, l'obiettivo della Fondazione è quello di creare una cultura del dono che potesse consentire la realizzazione accanto a questa realtà di una intenzione che era presente nell'AIA, cioè quella di rendere la spiaggia di Jesolo il più possibile sicura. Sicura sotto vari aspetti, sicura dal punto di vista medico, sanitario, ma sicura anche dal punto di vista di coloro che sono meno fortunati di noi. Oggi ad esempio consegneremo queste sedie job che sono rivolte ai portatori di handicap che non hanno la possibilità di entrare in mare e che con questa sedia invece possono entrare in acqua, fare il bagno assieme ai loro familiari. Da 2 anni infatti il progetto Jesolo Spiaggia Etica propone agli albergatori una raccolta fondi per mezzo di appositi box posizionati negli alberghi aderenti e tramite la Fondazione Terra d'Acqua per un obiettivo comune, rendere la spiaggia un luogo sicuro. Oggi è un'altra tappa del percorso che ci ha visto cominciare 2 anni or sono con questo progetto che ci dà sempre più soddisfazioni e si allarga il numero dei partecipanti e con questo si allargano anche i risultati e tutto ciò che si può ottenere con un progetto così ambizioso. Le chairs job sono una sorta di sedia a rotelle che consente alla persona che la utilizza di entrare anche in acqua, fare il bagno e ritornare tranquillamente a riva, in tutta sicurezza. Sono infatti pensate appositamente per permettere a tutti coloro che ne hanno la necessità, ma non sempre la possibilità, di godere del bellissimo mare jesolano. Le vacanze sicure a Jesolo, le vacanze accessibili, ha ricordato bene Pietro, ma anche la volontà di essere assolutamente spiaggia etica. A me piace questo concetto, no? Spiaggia etica vuol dire spiaggia per tutti, nel rispetto di tutti. Sono inoltre stati raccolti fondi utili per l'acquisto di 4 defibrillatori che completano, con la donazione dello scorso anno, le dotazioni di tutte le torrette della spiaggia. Questa ovviamente è una spiaggia non solo nostra, è una spiaggia di tutti, è una spiaggia dei nostri turisti, di tutti coloro che la frequentano, è una spiaggia che si certifica ancora di più oggi con questa iniziativa di spiaggia etica, una spiaggia ancora più sicura con la donazione dei defibrillatori che di fatto mettono in sicurezza tutte le nostre torrette di salvataggio e con questa iniziativa delle job consente ora anche alle persone con qualche disabilità motoria di poter godere veramente appieno della vacanza. Io credo che questo sia un motivo di grande soddisfazione per tutti noi operatori. Una grande attenzione e riconoscimento anche da parte di tutti i turisti e dei singoli albergatori che hanno reso possibile questi grandi progetti. Ma io devo dire che proprio il risultato della raccolta dei fondi e il successo che abbiamo avuto l'anno scorso e sono certo il successo che avremo quest'anno sia con l'adesione di ulteriori operatori a questo progetto ma anche il contributo di molti turisti conferma che evidentemente è molto apprezzato e soprattutto sostenuto. È un lavoro che facciamo insieme, lo facciamo noi che siamo gli addetti ai lavori ma lo fanno anche i nostri ospiti contribuendo.